Questa puntata è sostenuta da MAV Men at Work. Siamo a San Quirino, in provincia di Pordenone, all'esterno dell'azienda meccanica. Oggi puntata di Friuli Economy legata al mondo della scuola e delle imprese, perché ancora ci sono troppi pochi tecnici per le esigenze del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. E c'è anche un tema legato alla formazione dei tecnici e se questa è adeguata per le esigenze delle imprese. Ci troviamo appunto nell'azienda meccanica e adesso parleremo con il direttore generale di meccanica e lo intervisteremo appunto su questo incontro fra domanda e offerta di lavoro qui in Friuli Venezia Giulia. Eccolo qua, ci raggiunge il dottor Querin. Buongiorno. Grazie mille Querin. Allora, presenti intanto l'azienda meccanica, che cosa producete qua a San Quirino? Dunque, Meccanica si occupa di impiantistica, specificatamente facciamo linee di montaggio per il settore dell'elettrodomestico. È un'azienda nata nel 78. Quindi ha un'esperienza di 40 anni. In questa sede siamo in 40, il volume d'affari dell'azienda è di circa 20 milioni. Facciamo parte di un gruppo, MHS, che è posseduto diciamo, da una famiglia che ha sede a Milano e noi rappresentiamo circa il 60% di questa realtà. Ecco, le figure professionali che voi cercate, immaginiamo arrivino da istituti come l'Isis Zanussi di Pordenone, dove dopo intervisteremo anche il dirigente scolastico, oppure anche l'Ipsia Torricelli di Maniago, ma sono sufficientemente formate per le vostre esigenze produttive e sono soprattutto sufficienti come numero o ne vorreste di più? Ma diciamo dunque che in funzione del fatto che facciamo impianti e che quindi trattiamo un po' tutti i temi relativi agli impianti, dalla progettazione alla costruzione, necessitiamo di figure professionali di diverso tipo, dall'ufficio tecnico, dai soffiteristi, da montatori, da meccanici, da elettrici. Diciamo che il territorio non offre moltissimo, per dire la verità, facciamo un po' fatica a trovare gente e comunque la gente che troviamo ha necessità di avere un periodo e un percorso formativo all'interno dell'azienda della durata circa di 2 anni per il periodo post scolastico. Sicuramente si potrebbe fare un po' di più, nel senso che stare più vicini, la scuola più vicina all'azienda e l'azienda più vicina alle scuole sicuramente porterebbe dei vantaggi ad entrambi. Ecco, vantaggi che riguarderebbero quindi il fatto che i ragazzi sono ancora più preparati e vantaggi magari anche legati al periodo di inserimento, perché indubbiamente c'è anche una necessità di avere ragazzi formati nelle cosiddette soft skill, no? Che immaginiamo siano un po' quelle dove vi dovete concentrare nei primi 2 anni di formazione al di là del lavoro di per sé. Sì, diciamo che già con la scuola lavoro c'è la possibilità per i ragazzi di verificare, di vedere di che cosa si tratta, perché il più delle volte chi è a scuola non ha la più pallida idea di che cosa voglia dire lavorare in un'azienda. Sicuramente il fatto di avere questi contatti con queste società agevola moltissimo sia i ragazzi nella loro scelta, perché è una cosa importante per loro, ma anche le aziende per poter trovare queste figure che appunto sono determinanti, soprattutto per aziende come la nostra, dove c'è necessità di avere degli skill molto importanti. Trovare persone che siano già formate e comunque consce di quello che vanno a fare è molto importante. Ecco, qual è stato il ruolo di MAV in questi anni nella collaborazione con voi anche per reperire queste figure? Ecco, visto che fra poco intervisteremo anche il responsabile Nord-Est Bellotto che collabora con voi. Sì, diciamo che è stato molto importante perché se lei tiene conto del fatto che noi negli ultimi 3 anni siamo cresciuti del 30% in termini di volumi e anche in termini di persone, il fatto che ci abbiano supportato in questa ricerca è stato sicuramente un aspetto molto positivo. Bene.
Ringraziamo allora il direttore generale di meccanica. Adesso ci concentreremo sulla produzione, sulla parte di progettazione, sulle figure professionali che meccanica ha e anche che ricerca. In questo percorso saremo anche assistiti da MAV e faremo anche un'intervista, appunto come detto prima, all'Isis Zanussi, al dirigente scolastico. Ora ancora un caro saluto a Querin e adesso andiamo a vedere l'azienda. Grazie, arrivederci. Come promesso adesso intervistiamo il responsabile nord-est di MAV, Paolo Bellotto. Ecco qua, ci ritroviamo in meccanica. Grazie Bellotto. Allora, è un tema molto importante questo della scarsità di tecnici che possono ritrovare le aziende per le loro necessità produttive e anche un po' del disallineamento ancora che c'è nella loro formazione, sia tecnica che di soft skill, per quelle che sono le necessità delle aziende. Ecco, come si inquadra questo tema anche con il ruolo che ha MAV rispetto alle aziende? Sì, io partirei proprio dai dati generali perché questo è veramente il tema di fondo per le aziende e anche per le persone fondamentalmente che cercano lavoro. Studio Union Camere 2018 ci dice che il 33% delle figure tecniche che le aziende richiedono non sono trovabili nel mercato. Ci sono circa 1.200.000 contratti di lavoro che non verranno fatti dai 4 milioni e mezzo preventivati in questo anno 2019 proprio perché mancano le figure richieste dal mercato. Quindi un tema enorme, un tema vero. Peccato poi che le aziende nei prossimi anni, soprattutto il comparto produttivo, ma pensiamo alla ristorazione, pensiamo alla sanità, pensiamo a anche altri comparti non industriali, chiedono decine di migliaia di figure professionali che non ci sono. Non ci sono i candidati e quelli che ci sono non sono adatti per le aziende. Questo è il tema di fondo, un disallineamento della domanda, una fortissima domanda, ma è una domanda di competenze ed è su questo fondamentalmente che bisogna lavorare. L'assenza di competenze, ultimo dato, perché questo inquadra anche quello che sta cercando di fare MAV, c'è uno studio di JP Morgan e dell'Università Bocconi che ci dice che noi siamo il terzo paese col più alto livello di disallineamento tra le scelte che fanno i giovani a scuola, quindi scuole tecniche, scuole che poi hanno questa domanda di lavoro, ed effettivamente poi le richieste del mercato del lavoro. Cioè noi abbiamo una scuola dove poche persone si iscrivono, fanno dei percorsi che sono adatti alle richieste di aziende come queste. Quindi un ruolo anche importante sarebbe quello dell'orientamento fino anche dalle medie, perché è già lì che si prende una decisione su che tipologia di istituto superiore fare e quindi a volte si rischia di finire in un binario morto dove magari poi una volta diplomato e magari dopo addirittura una volta laureato non c'è poi una corrispondenza nel mondo del lavoro per quella professione su cui si è studiato. Assolutamente sì. Noi lavoriamo su questo e quindi anche su quelle politiche attive che sono fattibili da un'agenzia per il lavoro e da un'agenzia come MAV. Creiamo cioè dei percorsi che mirano innanzitutto a fare in modo che, e l'abbiamo visto anche dagli studenti o dalle relazioni con le scuole, che le persone conoscano realmente le aziende del territorio, vadano a sperimentarle, ci vadano a fare i tirocini, ci lavorino effettivamente con dei percorsi che poi possono diventare virtuosi. E in questo noi abbiamo un'Academy, come vedrete in azienda in questa puntata di Friuli Economy. Come funziona, perché oggi poi vedremo che cosa anche fa MAV in collaborazione con Meccanica a livello molto concreto nella sinergia con la scuola e con il sistema produttivo e di progettazione di meccanica. Ci parli un po' del vostro progetto Academy. Allora, anche per i periti tecnici, perché qua ad esempio stiamo parlando di scuole tecniche, ma anche su queste scuole è fondamentale per i ragazzi costruire un sogno, cioè devono entrare in un'azienda sapendo che possono fare un percorso professionale, perché altrimenti anche il perito tecnico che entra in qualunque azienda, se non ha degli obiettivi chiari, finisce per tornare in agenzia da me a cercare un altro lavoro. Quindi la nostra Young People at Work, proprio il nostro percorso su questo, mira ad avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese, ma a costruire con i nostri professionisti proprio quei passaggi necessari per far sì che l'azienda si presenti nel modo giusto e che la scuola riesca a fare in modo che anche se non ci sono quegli insegnamenti tecnici e specifici,
riesce a ritrovare in azienda un percorso che fa sì che poi la persona venga formata. Secondo progetto, con il Format e con gli altri strumenti di formazione, è quello di far sì che, siccome le persone non ci sono, e l'abbiamo detto, questo è il tema, vanno riformate, riqualificate, vanno costruite queste professionalità. Geometri, liceali scientifici, ci sono un insieme di persone che non hanno le competenze su cui noi andiamo a costruire dei progetti formativi specifici per fare in modo che si creino questa qualifica. Questa è l'unica strada da seguire, perché World Economic Forum ci dice che il 16% di quello che facciamo io e te oggi sarà riconvertibile nel futuro, il resto sono professionalità nuove e quindi bisogna che le persone che ci sono vengano formate per le esigenze del futuro. Non ci si possono inventare 5 milioni di laureati, di diplomati tecnici, non ci sono, e quindi la formazione e l'investimento sul capitale umano sono la cosa essenziale da fare. Ci siamo presi una veloce pausa dall'azienda e siamo venuti qua all'Isis Zanussi, il luogo da cui Meccanica assume molte delle sue risorse umane. Adesso intervisteremo il dirigente scolastico Dalla Torre per capire come funzionano, visti anche dal punto di vista dell'istituto scolastico, i rapporti con le aziende e anche nel fornire le competenze agli studenti. Siamo all'interno dell'Officina Meccanica 3, nei laboratori dell'Isis Zanussi, storica scuola di artigianato e industria qui a Pordenone, dedicata a colui il quale ha realizzato un'impresa a cui la città di Pordenone deve moltissimo. Grazie per l'ospitalità, dirigente Dalla Torre. Le chiediamo quali sono le specializzazioni che offrite agli studenti che si vogliono iscrivere qua all'Isis Zanussi di Pordenone. Oltre all'IT Moda, che naturalmente è un percorso a sé ed riguarda l'istituto tecnico, noi abbiamo qui le cosiddette curvature che riguardano appunto il meccanico, l'elettrotecnico, l'elettronico e il termoidraulico, e quindi sono delle azioni, dei percorsi di studio che hanno analogie comuni, ma anche hanno degli approfondimenti particolari specifici per la singola curvatura. Ecco, alle nostre spalle abbiamo un macchinario a controllo numerico e invece davanti a noi abbiamo gli studenti delle medie, che se ricevono delle attività di orientamento adeguate poi si iscrivono anche a istituti come questo che formano quelle figure professionali di cui le imprese del territorio hanno tanto bisogno. Ecco, ma voi che attività di orientamento fate alle medie per spingere i ragazzi e le ragazze a venirsi a iscrivere qua all'Isis Zanussi? Ma le azioni sono diversificate. Innanzitutto insieme con gli insegnanti, i vari studenti più capaci, meritevoli, fanno dei laboratori nelle singole scuole medie dove si recano, proprio per spiegare, presentare quali sono le nostre attività e i percorsi di formazione. Dall'altro lato abbiamo le giornate di scuola aperta. Queste giornate servono appunto in un itinerario ideale, condurre genitori e ragazzi verso e dentro i vari distinti laboratori, oltre che tutte le altre materie e discipline trasversali, e c'è anche la possibilità per i più intenzionati, per i più significativi, significativamente protesi al nostro istituto, di fare anche dei laboratori, degli stage proprio stanziali, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, magari accompagnati anche dai loro stessi insegnanti. Ecco, ma con tutte queste azioni lei ha visto in questi ultimi anni aumentare o ridursi il numero degli iscritti alle classi prime dell'Isis Zanussi? Allora, dobbiamo dire questo fondamentalmente, che dentro un calo demografico che ormai sta segnando anche tutto il paese e l'Europa, certo, e anche le scuole superiori del Pordenonese, noi in questi anni abbiamo mantenuto le nostre classi, quindi i numeri, e quest'anno stranamente abbiamo anche un numero in positivo, nel senso che diversi e di più ragazzi si sono iscritti da noi. Secondo lei perché hanno capito che venendo qua poi troveranno un lavoro? Quali possono essere le ragioni? Diciamo che le motivazioni possono essere senz'altro diverse.
Credo che lentamente entri dentro anche nella mentalità dei genitori e delle scuole medie e degli allievi anche la precomprensione che prepararsi, formarsi per un lavoro, per il mondo del lavoro sia significativo e importante, senza precludere la possibilità di andare anche all'università, magari per coloro che risultano essere più meritevoli o anche all'ITS, per cui insomma tutto questo concorre a far sì che ci siano varie iscrizioni insomma in più rispetto agli anni precedenti. Bene, dirigente scolastico, adesso andiamo nell'altra parte del laboratorio di meccanica, certo, e lì completeremo l'intervista. Assieme al dirigente scolastico, sempre qui dell'ISIS Zanussi, stiamo raggiungendo la seconda parte del laboratorio di meccanica. Allora, una domanda importante dalla torre, ma voi come fate a identificare quelle che sono le competenze chiave che i vostri docenti, sia nei laboratori che nelle lezioni frontali, debbono insegnare agli studenti perché una volta diplomati trovino un lavoro? Noi abbiamo un contatto continuo e costante con le aziende del territorio. C'è un CTS, quindi un comitato tecnico scientifico, che dialoga con queste aziende proprio per ogni anno perfezionare sempre di più quelli che possono essere i percorsi e quelli che sono gli esiti e l'identity kit dello studente in uscita. Per cui questo ci permette di operare dal punto di vista anche scientifico in maniera corretta e coerente alle esigenze stesse. Ecco, ma poi quando si tratta di fare i tirocini curricolari degli studenti nelle aziende, la vecchia alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, le imprese sono disponibili a prendere i vostri studenti e poi, una volta diplomati, li assumono? Allora, le aziende sono sempre molto disponibili, abbiamo delle relazioni proprio di collaborazione ormai pluridecennale. Nello stesso tempo noi vediamo, les do un dato, tutti gli allievi usciti in quinta l'anno scorso, nelle quinte dell'anno scorso, tutti hanno trovato lavoro più o meno conforme e in linea con il titolo di studio, però lavorano. Bene, ringraziamo per questa intervista il preside Dalla Torre e lo salutiamo, lo ringraziamo. Grazie. E adesso proseguiamo con il nostro tour all'interno di questa puntata di Friuli Economy. Siamo approdati nell'area del personale dell'azienda meccanica e siamo in compagnia di due persone, la dottoressa Peressin, che è HR Business di MAV, alla mia destra, e poi alla nostra sinistra il dottor Neri, che è responsabile del personale qui di meccanica. Allora, partiamo dalla Peressin, perché noi dopo sentiremo anche dei diplomandi, sentiremo anche delle persone che sono diplomate e che lavorano in meccanica, ma quali sono le soft skill che devono possedere o che devono pensare che svilupperanno in azienda questi diplomandi delle scuole del territorio qua a Pordenonese? Allora, sicuramente i ragazzi che si diplomano quest'anno e che entrano in un'azienda come può essere meccanica, sicuramente devono avere una disponibilità e mettersi in gioco ad imparare delle competenze nuove e soprattutto devono imparare a collaborare anche con delle altre persone. Quindi lavoro di gruppo. E poi? Sì, assolutamente, lavoro di gruppo, perché ovviamente oltre al lavoro che viene fatto qui in produzione c'è tutto un lavoro che poi viene fatto anche nel momento in cui si va all'estero a fare l'avviamento dell'impianto, e quindi oltre che a dover saper lavorare in gruppo è anche necessario saper vivere all'interno di un gruppo di lavoro. E quindi anche disponibilità a fare trasferte, che non è poi così semplice trovare gente che sia disponibile a dedicare una parte del proprio tempo, anche magari in altre giornate, anche in modo più prolungato rispetto al classico da lunedì a venerdì dalle 8 alle 5. Ma si trovano giovani disponibili a fare trasferte o no, Peressin? Allora non è sempre facile, nel senso che ci sono le due facce della medaglia. Ovviamente c'è la cosa positiva che questi ragazzi fanno delle esperienze all'estero, quindi vedono anche dei posti nuovi, che ovviamente non è che si lavora 24 ore al giorno, c'è sempre il giorno di riposo e quindi in quella giornata c'è anche la possibilità, voglio dire, se uno poi ha piacere, di fare un giro anche nella città poi dove si va in trasferta. Ecco. La cosa negativa è che
come giustamente ha accennato lei prima, si è fuori anche per dei periodi di tempo anche prolungati, quindi può essere anche oltre la settimana, quindi di conseguenza non si dorme a casa, chi comunque pratica delle attività al di fuori del lavoro ovviamente non può portarle avanti, ecco. Però insomma anche a livello remunerativo spesso e volentieri anche queste trasferte vengono apprezzate dai giovani, però non è sempre facile trovarle effettivamente. Ecco, ma quali, diciamo così, quali accorgimenti avete preso, dottor Neri, per ovviare a questa situazione del fatto che non tutti i giovani sono disponibili a fare le trasferte? Insomma, come le avete rese più allettanti? Beh, rendere allettanti le trasferte non è proprio così facile. Diciamo che i nostri ragazzi capiscono che all'estero hanno un'opportunità, direi, unica. Di che paesi parliamo, tra l'altro? Ma parliamo di tutti i continenti, esclusa l'Oceania in questo momento. Si va dalla Cina, USA, fino anche al Sud America e passando per principali paesi europei fino alla Turchia e al Nord Africa. Quindi è un'esperienza che poi possono rivendere nel mondo del lavoro in futuro, quando faranno anche delle scelte personali diverse. Quindi diciamo che è un investimento sia in ambito di competenze sia in ambito linguistico, perché tantissimi ragazzi che arrivano hanno evidentemente un inglese elementare scolastico ed escono da noi che sono, diciamo, in grado di ordinare qualcosa di più che un panino, una Coca-Cola, un bar, quindi riescono in qualche modo anche a rimettersi nel mondo del lavoro in maniera estremamente più appetibile, e li capiamo anche dopo diversi anni se fanno delle scelte diverse. Ecco, rispetto alle soft skill che ha elencato la Peresin, ce n'è ancora qualcuna che secondo lei sarebbe importante che i ragazzi si mettano in testa che devono sviluppare fin da prima scuola, o che poi inevitabilmente dovranno sviluppare nel mondo del lavoro perché prima a scuola non hanno imparato? Deve esserci una grandissima dote di adattamento. È inevitabile che la scuola dà delle basi importanti, ma il mondo del lavoro è oggi ancora purtroppo distante dagli istituti, da quello che imparano a scuola. Quindi flessibilità anche. Flessibilità, voglia. Io dico sempre a tutti i ragazzi che devono essere delle spugne. Spugne vuol dire che se imparano, se insegniamo, se dedichiamo del tempo a loro, devono essere in grado di rimetterlo in pratica e di non farselo ripetere una seconda volta. Dedizione, pazienza, sacrificio e rispetto, tantissimo rispetto dei rapporti personali, perché è un elemento imprescindibile. Questo è quello su cui valutiamo i ragazzi all'inizio, poi da questo noi siamo in grado di costruire il loro futuro. Bene, ringraziamo la Peresin e Neri e adesso ci avviamo verso i reparti produttivi di meccanica, dove andremo a intervistare alcuni diplomandi e poi altre figure professionali legate al mondo della produzione, sempre qui in Meccanica a San Quirino. Abbiamo raggiunto 3 diplomandi qua nei reparti produttivi di meccanica. I ragazzi che stanno alla mia destra e alla mia sinistra sono degli studenti dell'ISIS Zanussi e dell'IPSIA Torricelli di Maniago, che fra pochi mesi faranno la maturità e poi vogliono venire a lavorare. Sono venuti qua oggi per fare un colloquio di lavoro. Come si sente lei, Piazza? Io sono felice perché a settembre, sì, magari se oggi va bene, inizierei a studiare. Questa azienda l'ho conosciuta... Inizierà a lavorare? Speriamo. Ecco. Ma che lavoro vuole fare? Ma a me andrebbe bene anche iniziare dalla produzione, visto che sì, ho fatto l'IPSIA e quindi sarebbe anche il mio corso. Sì, qua è proprio nel posto giusto, nel cuore della produzione. Che cosa le piacerebbe fare in produzione? Ma mi piacerebbe iniziare anche... iniziando a costruire queste linee di montaggio con anche dei ragazzi che conosco qui dentro. Questa azienda l'ho scoperta perché sono venuti nella scuola nostra a fare la presentazione e mi è sembrata subito una buona opportunità, visto che ti dà anche l'occasione di viaggiare con le trasferte che fanno costruendo le linee di montaggio all'estero, grazie alle basse tassazioni. Ecco, ma come mai lei non vuole proseguire facendo un ITS o un'università? Beh, io innanzitutto mi piacerebbe diventare autonomo e non pesare più sui miei genitori, quindi preferisco andare a lavorare. Ecco, ma oggi il colloquio si sente preparato? Che domande si aspetta che le faranno e come pensa che andrà a finire? Mi sono un po' preparato a casa, però sono comunque un po' teso e speriamo bene.
Bene, ecco, adesso ci spostiamo e intervistiamo Tedesco, l'altro studente che proviene sempre dall'Ipsia Torricelli di Maniago. Come si sente? È agitato, tranquillo, sicuro che l'assumeranno? Sì, no, io mi sento agitato, ovviamente non sono sicuro che mi assumeranno perché i candidati ovviamente per un'azienda del genere saranno in molti. Però vi state muovendo con largo anticipo, quindi se le cose poi vanno bene sarete diplomati e magari già con un contratto di lavoro firmato in tasca. Sì, è quello che si spera ovviamente, uscire dalla scuola e iniziare subito a lavorare. Ma con che incarico, che lavoro vorrebbe fare lei, Tedesco? Io so che inizierò dalla produzione, è quello che mi aspetto e sono anche contento tra virgolette perché sono cose che comunque abbiamo visto anche a scuola. Quindi lei finirà a lavorare qua assieme al suo amico Piazza? Sì, ovviamente col corso del tempo si punterà anche agli uffici e tutto, però sì. All'ufficio per poi fare che cosa? Il progettista, l'ufficio tecnico commerciale, project manager, che lavoro dopo d'ufficio? No, ufficio specialmente progettista, magari progettare le linee, disegnare. Anche a lei chiediamo la stessa domanda di prima, perché no l'università OITS, perché il lavoro subito? Soprattutto per non dare peso ai miei genitori ovviamente, per diventare autonomo soprattutto anche. Ecco, ci fa piacere sottolineare lo spirito di questi ragazzi che stanno evidenziando l'importanza di trovare un lavoro fin da subito. Siamo una regione, il Friuli Venezia Giulia, dove i giovani fra i 18 e i 29 anni solo 1 su 2 lavora e fa piacere avere qui vicino a noi diversi ragazzi che vorrebbero lavorare fin da subito, quindi fin dai 19-20 anni insomma. Abbiamo raggiunto il terzo ragazzo che è il signor Teston, anche lui oggi qua per un colloquio di lavoro in meccanica. Sì, buongiorno, sono Teston Riccardo e oggi speriamo che vada bene il colloquio. Su quali domande si è preparato? In verità nessuna, perché potrebbe accadere di tutto, quindi... Speriamo che non abbia sentito quello delle risorse umane, sì. Che lei ha detto che non si sì, è speriamo, speriamo, sì. Però a scuola che media ha? Ha la sufficienza che basta, è dignitosa e mi accontento. Ecco. Ma alla maturità che voto si aspetta? Alla maturità non c'è un voto, basta uscire dalla scuola ed essere già felici così. Ma invece qua che lavoro vuole fare? Qua si punta, spero che sia normale, che tutti quanti puntano al massimo, quindi andare magari in un ufficio, però anche la produzione non è male. Ma in ufficio a fare il disegnatore, a fare ufficio acquisti, cosa vorrebbe fare? Progettista, sì, anche ufficio acquisti va bene, un ufficio non basta. Non è importante, basta ambire sempre al meglio. Bene, abbiamo sentito la testimonianza di questi ragazzi e ora proseguiamo qui con le interviste all'interno dei reparti produttivi nell'azienda meccanica qui a San Quirino di Pordenone. Abbiamo raggiunto l'elettricista di meccanica David Spanic. Dopo che abbiamo intervistato i diplomandi, ora intervistiamo un ragazzo che si è diplomato un anno fa e che una volta che si è diplomato che cosa ha deciso di fare per trovare un lavoro? Allora, io all'inizio dopo finito scuola ero sicuro di un posto di lavoro, solo che mi è stata, ho avuto una chiamata da parte dell'agenzia MAV, un'agenzia di lavoro, e mi hanno dato questa opportunità di fare un colloquio e io non mi sono fermato alla prima proposta di lavoro che avevo, quindi ho accettato di fare il colloquio. Ecco, in questo colloquio che cosa le hanno chiesto qui in meccanica per metterla alla prova? Io sono arrivato qua e mi hanno chiesto cosa sapevo fare, cosa mi è stato insegnato a scuola. Mi hanno fatto vedere degli schemi elettrici, essendo io elettricista. Lei aveva studiato all'ISIS Zanussi? Sì, mi sono diplomato come manutentore, come ha detto lei prima. E questo test tecnico quindi che ha fatto qui in meccanica, le hanno fatto vedere, diceva, questi disegni elettrici? Sì, erano schemi elettrici e mi avevano chiesto cosa riuscivo a capire io da questi schemi, perché non tutti gli schemi elettrici sono uguali. Mi sono soffermato un po' a guardare, all'inizio ho preso un po' dal panico, ho detto
tanta roba, tante pagine, ho provato, ho detto quello che riuscivo a capire, ma non si sono soffermati su quello che non sapevo, ma mi hanno chiesto se avevo voglia di imparare, se avevo voglia di fare, e io gli ho detto ovviamente di sì, perché da sempre che ho detto finisco scuola e vado a lavorare. Ecco, ma adesso che è a un anno da quando lavora qui in meccanica e che non studia più ma lavora, quali sono, diciamo così, soprattutto le soft skill, cioè quali sono le principali differenze fra quando sei uno studente e quando invece si lavora? E volendolo dire magari a dei ragazzi che ci stanno guardando, in che cosa una persona che passa dalla scuola al fatto di lavorare deve, diciamo così, mettersi in testa di dover imparare? Allora, soprattutto la serietà al lavoro è la prima cosa. Quindi arrivare puntuale? Arrivare puntuale, ma quello c'era ovviamente anche a scuola, solo che qua magari arrivi un attimo prima, ti sistemi gli attrezzi. Per il lavoro che faccio io, ad esempio, bisogna essere molto ordinati, gli attrezzi sempre al loro posto, non bisogna mai lasciare niente in giro perché poi perdere gli attrezzi non fai niente. E per quanto riguarda magari anche i risultati a lavoro, certamente bisogna essere sempre molto precisi, lavorare in qualità. Sì, la qualità soprattutto. Bisogna stare sempre all'occhio, stare sempre attenti a quello che si fa, non bisogna sottovalutare niente. E io che ho iniziato da poco ho dovuto sempre chiedere, i colleghi sono stati veramente felici di aiutarmi, cioè mi hanno aiutato veramente tanto. Ecco, quindi anche lavoro di gruppo, una cosa che magari a scuola non era molto abituato a fare, oppure sì? Io a scuola ho avuto un'opportunità, abbiamo fatto un progetto insieme per la Gavis, però comunque non è la stessa cosa, cioè differisce da scuola al lavoro. Ecco, in che cosa differisce il lavoro di gruppo a lavoro rispetto a quello della scuola? Beh, a lavoro sai che devi essere preciso, devi finire tutto in tempo, devi essere in regola col lavoro che hai fatto e quindi devi essere molto più concentrato, avere più comunicabilità con le persone con cui stai lavorando. Ecco, nel suo futuro Spanic che ruolo ci sarà? Lei adesso è elettricista, ma dove si vede un giorno qui in meccanica come professionista? Ma io non ho aspettative grandissime al momento, quello che sto facendo adesso mi piace e non so se un giorno cambierà qualcosa, ma a me va bene così. Se dovesse lanciare un messaggio a giovani studenti che sono al quinto anno della sua ex scuola, comunque di altre scuole tecniche, che cosa direbbe loro come suggerimento per quando andranno a lavorare? Allora, prima di tutto finite bene gli esami e quando andate a lavorare più serietà, perché a scuola magari non si ha quel qualcosa in più che devi avere al lavoro. Bene, ringraziamo Spanic e adesso andiamo a intervistare il responsabile della produzione qui in meccanica. Abbiamo sentito i diplomandi, abbiamo sentito Spanic e adesso sentiamo anche il responsabile dell'area meccanica, il signor Zoccoletto, a cui chiediamo qui all'interno di quest'area che tipologia di lavorazioni e che prodotti realizzate. Bene, allora il prodotto di meccanica si occupa sostanzialmente di creare sistemi di automazione e movimentazione in particolare, cioè si è specializzato nell'ambito di quello che è la produzione dell'elettrodomestico, perciò sostanzialmente il prodotto di meccanica si lega sostanzialmente a movimentare quello che è l'elettrodomestico per le varie fasi di montaggio dei nostri clienti. Ecco, quanto la trasformazione digitale, la famosa Industry 4.0 ha impattato sull'organizzazione del lavoro, sui macchinari, le tecnologie qui in meccanica? Beh, sicuramente negli ultimi anni ha impattato parecchio, in quanto diciamo che l'automazione dà una precisione molto migliore su quello che è il lavoro e soprattutto riesce a sostituire purtroppo quella che è la forza umana in miglior modo, insomma. Ecco, con le immagini di Paolo Bassi, il nostro cameraman, stiamo appunto vedendo questo robot.
Questo robot adesso sostituisce quindi il lavoro magari anche prima dispendioso, diciamo anche usurante che facevano le persone? Certamente sì, perché chiaramente potrebbe essere un lavoro quello un po' noioso, diciamo, ma soprattutto riesce a farlo in meno tempo e anche con molta più precisione, questo sicuramente. Ecco, parliamo delle figure professionali che avete qua all'interno. Che tipologia di figure professionali lavorano qua dentro? Diciamo che noi abbiamo dei tecnici montatori dal punto di vista meccanico e abbiamo degli elettricisti per quello che è, diciamo, l'impiantistica dei nostri impianti. Ecco, sì? Ecco, ultimamente, diciamo, si è sviluppato verso le nuove generazioni, perciò sostanzialmente in meccanica cerca quelle che sono delle figure di periti, per questo caso periti meccanici, periti elettrotecnici, elettrici, in particolare insomma, per la fase di montaggio e di cablaggio dei nostri impianti. Ecco, ma proprio a questo riferimento qua, voi che valutazione avete dei giovani che vengono a lavorare qua? Cioè quanto quello che sanno fare e anche le loro soft skill sono distanti dal mondo del lavoro, soprattutto quando vengono giovani appena diplomati o che hanno appena fatto l'ITS? Beh, diciamo che la difficoltà si vede, però abbiamo notato soprattutto nei ragazzi che hanno delle buone valutazioni a livello scolastico e perciò hanno degli apprendimenti probabilmente migliori, che le difficoltà nell'inserimento diventano più facili, perché diciamo che le loro conoscenze sono più vicine a quello che poi devono andare a realizzare con le loro mani. Perciò... Quindi la scuola è ancora meritocratica, ma in questo senso qua invece al di là quindi delle competenze, in che cosa i ragazzi devono ancora saper fare il cosiddetto salto quando vengono in azienda, in che cosa li vede un po' che devono crescere? Beh, allora sicuramente la scuola dà il suo perché, altrimenti diciamo è fondamentale per essere abbastanza pronti nel mondo del lavoro. Poi chiaramente cerchiamo delle persone che abbiano un po' di umiltà, perché il percorso che devono fare in meccanica non è breve, è un percorso mediamente che dura un annetto per riuscire poi ad essere una persona autonoma. Arrivano, nei primi 6 mesi sono affiancati, diciamo, da una persona di esperienza che li segue in tutto dappertutto, e nella seconda parte dei 6 mesi gli si lascia un po' di autonomia in maniera tale di riuscire a capire se questa persona può mettere del proprio e di conseguenza meritare anche poi un rinnovo che può essere definitivo all'interno di meccanica. Ecco, sulla base di quali indicatori decidete se appunto confermare la persona oppure non tenerla più in azienda? Beh, sicuramente su quello che dimostra di saper fare, ma non solo, c'è anche una componente, diciamo, quella di saper vivere. Ecco, che cosa intende lì? Saper vivere, perché meccanica ha il proprio prodotto e poi lo deve anche installare presso i propri clienti. Questo porta i nostri ragazzi a dover fare delle trasferte. Quindi bisogna avere disponibilità ad andare in trasferta, magari anche queste trasferte sono più lunghe, quindi magari si sacrificano dei weekend e comunque si sta lontano da casa per un po' di tempo. Capita mai di trovare giovani che non sono disponibili a fare trasferte? Sì, capita di non trovare ragazzi che non hanno voglia di sacrificare parte, diciamo, del loro tempo libero, e di conseguenza diciamo che meccanica di queste persone non riesce a utilizzarle. Però perdono anche un'opportunità lavorativa. Certamente, e soprattutto un'esperienza di vita non da poco, visto che il prodotto di meccanica viaggia, diciamo, in tutto il mondo. Saper vivere si intende anche poi dover condividere quella che è la vita quotidiana di ogni giorno, non solo il lavoro, ma poi anche il fine lavoro e tutto il resto con quelli che sono i colleghi con cui ci si trova fuori poi a lavorare all'estero. Certo, quindi diciamo così anche questa disponibilità a fare trasferte e sostanzialmente anche a saper lavorare in gruppo. Certamente, se non si sa lavorare in gruppo chiaramente è una componente non buona e non utile per meccanica. Bene, ringraziamo il responsabile dell'area meccanica qui dell'azienda meccanica e adesso andiamo a vedere l'area dell'ufficio tecnico qui in meccanica.
Dopo la produzione siamo giunti nella parte della progettazione meccanica, qui all'interno sempre dell'azienda meccanica. Siamo in compagnia del signor Ornella, che è il capo di questo ufficio. Grazie mille Ornella dell'ospitalità. E allora ci parli un po' di quelle che sono le competenze che ricercate nei giovani che devono venire a lavorare qua, intanto da un punto di vista tecnico. Allora, il nostro ufficio conta un organico di circa una decina di persone, fra ingegneri e periti industriali. Le competenze che noi ricerchiamo normalmente nel mondo del lavoro si riassumono in una buona conoscenza del disegno 2D e 3D, usando dei software appropriati. Nel nostro caso noi ci avvaliamo dell'utilizzo di programmi Autodesk. Per il 2D utilizziamo un Mechanical, per il 3D che si utilizza l'Inventor. E a livello di competenze cerchiamo chiaramente o degli ingegneri meccanici o dei periti industriali, e normalmente questi possono essere anche talvolta anche appena usciti dal mondo della scuola, e infatti non è una novità per noi assumere proprio dei neolaureati o dei neodiplomati, facendoli praticamente crescere in azienda. Ecco, quanto tempo ci vuole prima che diventino dei progettisti? Un buon progettista che ci vogliono almeno 2 anni o 3 anni, a seconda un attimino della curiosità, dell'interesse che manifestano e di tante altre piccole cose. Ecco, queste piccole cose ce le può descrivere, in che cosa consistono? La voglia soprattutto di mettersi in gioco, la curiosità nel cercare sempre nuove soluzioni e soprattutto anche la voglia di innovare il prodotto, di avere sempre qualcosa di propositivo. Ecco, questo è una cosa innata oppure dovrebbe insegnarlo meglio la scuola, tutte queste soft skill che lei ha elencato? Che la scuola fa la sua parte e poi che anche la persona deve fare la sua. Bene, ringraziamo il signor Ornella e adesso ci rechiamo dall'altra parte dell'ufficio tecnico, quella legata alla parte elettrica e del software. Completiamo il nostro percorso all'interno di meccanica approdando all'interno dell'ufficio tecnico elettronico e del software in compagnia del signor Pezzutto, che è responsabile. Allora Pezzutto, cerchiamo un po' di capire assieme a lei quali sono le caratteristiche delle competenze sia tecniche che le soft skill che devono avere i giovani neodiplomati neolaureati per venire a lavorare qui in questo ufficio tecnico all'interno di meccanica. Bene, allora qui si distinguono 3 figure fondamentali che sono il progettista elettrico, il progettista software PLC e il progettista PC. Quindi come progettista elettrico richiediamo competenze chiaramente elettrotecniche e l'utilizzo di in genere CAD 2D, e come programmi di disegno utilizziamo ePlan e SPAC Automazione. Per quanto riguarda i progettisti software lavoriamo di base con Siemens, quindi ambiente TIA Portal, e invece softwareisti lato PC utilizziamo linguaggi tipici come C# o JavaScript, questo tipo di linguaggio. Ecco, ma mediamente i neodiplomati e neolaureati sono ben preparati su questi software, su queste competenze tecniche che lei dice, o scontano ancora una preparazione non del tutto adeguata per le vostre richieste professionali? Diciamo che la scuola forma fino a un certo punto, quindi noi cerchiamo persone che comunque hanno una base buona, poi li formiamo comunque internamente. Perché per quanto tempo? Mediamente un progettista elettrico nel giro di 6 mesi è operativo, un progettista software perché possa essere indipendente in cantiere ci vuole 1 anno più o meno. Ecco, ma in merito invece alle soft skill, che cosa dovrebbero avere i giovani per poi crescere qua dentro e avere una carriera professionale dentro meccanica? Sicuramente avere tanta voglia di imparare e di impegnarsi, chiaramente gli sforzi devono essere fatti, i sacrifici, perché comunque il lavoro è tanto e le ore sono tante,
e avere tanta voglia di lavorare. Ecco. Sui giovani d'oggi lei che cosa vede come sua valutazione in positivo e che cosa invece, diciamo così, in negativo, con dei margini di miglioramento rispetto a quelli che ha visto negli ultimi anni e rispetto magari a quelli di un tempo? Ecco. Diciamo che sono molto più intraprendenti, hanno voglia di crescere velocemente, e dall'altro lato magari hanno voglia di avere i loro spazi, di avere il loro tempo libero, e quindi ci scontriamo un po' in questa situazione. Ecco. Bene, ringraziamo il signor Pezzutto e quindi abbiamo completato le nostre interviste all'interno di Meccanica. Grazie mille a tutti i telespettatori di Telefriuli, un caro saluto e ci vediamo fra una settimana per un'altra puntata di Friuli Economy. Rimanete con noi con le trasmissioni qui su Telefriuli. Questa puntata è stata sostenuta da MAV, Men at Work.